Signora Rosa, Sì. noi in paese abbiamo il problema Quale? dell'accoppiamento degli animali. Perché uno alleva gli Io stavo animali. pensando che avevate il problema dell'acqua, il problema della spazzatura, No, quelli ce il problema l'abbiamo. delle tasse, No, il problema dei servizi sociali, il problema Signora Rosa, dell'accoppiamento noi, degli animali. tutte cose che lei Sindaco ha di detto. Calatabbiano, no, niente, no, voi avete altri problemi, vabbè, Scusi, no. signora Rosa, Sì. tutte le cose che lei ha elencato, Sì. il problema dell'acqua, Quelle il che problema sono ormai problemi che sappiamo che sono problemi. Certo. Che ormai noi non ci A quelli non ci pensate più, li ormai avete no. messi da parte. Però per vivere, Sì. per sopravvivere, c'è un reddito, Sì. viene che uno ha le mucche, per esempio, cerca il toro. Sì. C'ha la cavalla, cerca il puledro. Sì. Perché si deve, a parola scientifica, Qual è? si deve incrementare. Vabbè. Dai che te. Bravo. Vabbè, io lo so. Io ci sto. Io lo so. Io ci sto. Vabbè. Perché c'è l'incremento ippico. L'incremento ippi, quindi c'è anche l'incremento degli animali. Noi perché c'è? No, uiaddo, perché l'avevano in altri paesi. A proposito, ma io come minchia a fare questo iaddo, signor Rosa? Ma perché me lo chiede a me? Che problemi ha il suo gallo? Come faccio a metterlo un'ora avanti io? Quest'ora legale, io canta sempre ai 4. Come faccio a farci capire che ora sui 5? Qua ci vuole l'applauso. Come Guardate faccio? che non è sollevato un problema da niente, Bravo, perché giustamente per farci risparmiare sul consumo di energia elettrica hanno messo l'ora legale, cioè noi portiamo avanti, e questo è il periodo, di un'ora i nostri orologi. Ma con l'orologio è facile, Gio. Ma chi invece si affida al gallo? Il gallo che è tarato con l'ora solare. Non lo capisci. Non lo capisci. No, capisci, non c'è verso. Che fa? C'è indoppare l'occhio, c'è indoppare. Comunque, stavo dicendo, lasciamo questa qua. Fesseria. Uiaggio perché l'avevo. Perché l'avevo? Non fa uova. Cioè, non fa uova. Il gallo non fa Uiaggio uova. serve paiadina. Certo. Lei se lo ricorda il meccanismo? Sì. Se lo ricorda. Ma perché lei pensa che io non me lo ricordi più? Perché mi ha fatto questa allora, battuta? Lei o non ratta o una ratta picca proprio. Si capisce? Dico, lasciamo stare, ma a lei che cosa importa? Soprattutto cosa può importare alla gente? No, per dire, perché insomma la gallina, poi gallina vecchia fa bombrota, fa le uova, diventa chioccia, i puddicini. Uiaggio, che cosa fa? Che fa? Si cangia su, disturba perché quando canta sbagliando l'orario ci disturba, però serve per l'incremento. Esatto, della razza. Lo stesso problema ce l'abbiamo con i maiali. Eccoci. Poi noi altri come paese stiamo cercando di portare avanti il maiale chidunniuro, che è un maiale prelibato, ricercato. Perciò noi potremmo fare accoppiare con un qualunque porco capita. Cerchiamo. Suino, lo chiami suino. Io sono siciliano e sono orgoglione di essere siciliano. Scusi. Orgoglioso. Non mi basta. No. Orgogliosone. Di essere siciliano e parlo la lingua siciliana, non il dialetto, la lingua siciliana. Ecco. E allora, siccome un amico mio aveva una bella maiala di queste nere, cercava un porco niuro. Che faceva annuncio un giornale, cerca se porco per accoppiamento. Senza coinvolgimento di sentimenti, che ce la vai a scrivere? Certo. Signor La Rosa. Certo. Non può essere, poteva essere anche frainteso. È bravo. Come annuncio sul giornale. Perché uno ufficio cerca porco per accoppiamento con porca di mia cugina. Perché sua cugina aveva sta porca. Ma se lei scrive così, è certo. Anche perché ci ha messo un numero di telefono da casa, che a notte c'era uno telefonato, pronto, sogno porco, io dico, ma porco che parlo non ne ho visto mai. Va bene. Quindi siccome c'è a paese uno che aveva diversi porci di questi neri, questo amico mio, questa porca cresciù, si fece in età da marito, dice ora a chiedere una chiesa. Certo.
Perciò, che fa? Un disturbo, che è un porco, non la rosa. Va bene, ma non c'è bisogno che lei lo sottolinei. Porco con una testa che pare una putronichista, fa una testa solo. Va bene, robusto, forte. Certo. Che ormai, siccome cercano tutti per questa accoppiata, si mette un foulare in tuo codo, ne esce tutto. Vabbè. Perciò questo signore, per non disturbarlo, se chi ci faceva già un favore, piglia da porca 60 kg, piglia da porca, abbia da lapa, cerca di attaccarla, non è che si fa attaccare, chiama da lapa, tira la lapa che da si mette in moto. No, chi sta moderna cacchia. No, quella antica. A strappo. Un coppa strappa, la lapa non batte, c'è una due corpi, la lapa non batte, c'è una tre corpi, la lapa non batte, c'è un avuto. O quarto corpo, finalmente, che dava una masseria che sta a 5 km dal paese, quindi 5 km di strada sterrata, da porca, da rete, anche l'animale ballava. Ma andava a fungere la cabina, andava a fungere la cabina, andava a spondere, quando il pareva a dell'era, aveva un muso così. Come arriva? Sì. Quando arriva il Massaro, proprietario del porco Chiduniro, se ne stava andando a lavorare per i campi, per le montagne, lontano della dura vita degli uomini della terra, dei contadini. E lui dice, sai compare, dice, c'hai la porca, siccome dice, è pronta per età di marito, dice, posso approfittare do porco, accomodate per compare, facite, che io me ne vaio. Ah, dice, tenete a cura, dice, che la prova che la maialina, che la porca è incinta, e quando al mattino appena si sveglia istintivamente per mangiare a colazione, ecco, si va a brucare l'erbetta tenera del prato. Se si mangia l'erbetta tenera del prato vuol dire che è incinta. Perfetto. Altrimenti era la prova proprio specifica. La prova specifica che era incinta. Bene. Perciò piglia da porca, scende da prima soglia, scende da lapa, 60 kg, abbiamo zimmo, un porco come la cosa che tutto un naso, quello in disuciauro. Mi piace abbiamo zimmo, è bellissimo. Devo dire che no, io sa che sottolineo le cose belle che lei dice, abbiano zimmo è mondiale. Che qualcuno magari dice zimmo o zimmo. Io lo dico solo. E poi si scopre che viene do greco, che viene do latino, insomma, non è che cioè piglia abbia do porco con do gran funcia, naso, funcia e tutta una cosa. Io ho detto cosa vedo perché è porco, tu cosa non sarebbe porco. Vabbè. Sente l'odore della femmina, signora Rosa, prima fa un poco prezioso, ci gira intorno, poi giustamente cerca giustamente che l'animale cerca di dare 4 mozzoconi che due cuzzatete, mettami cosa a posto, bravo, capo comanda, e fa un porco, fece un porco. Dopo circa un'ora il proprietario della maiala dice sicuramente, perciò, prima caccio porco, piglia la porca, tampone in godo, poi in da lapa, mette una cassone, attacca da lata, attacca da funcia, ci attacca la zamma, trasa in da lapa, tira le vette, la mola non va, tira le vette, la lapa non va, tira le vette, la lapa non va, c'è un giovuto. Quanto dura questa cosa? Finalmente parte, torna a casa, sistemava la maiala, ci disse a sua moglie, domani al mattino l'occhio vivo perché dobbiamo vedere che appena si sveglia che cosa si mangia. Domani al mattino puntava a sveglia. Bisognava vedere se c'era la prova. Coiato ormai è inaffidabile, puntava a sveglia, rusbigliava, tagliava, rapiva il porteggio, la maiala piano piano nisciva, si tagliava intorno, si desse una scotolata. Si addezzava due corpi, picchiava la coda ingurduriata. Sì, lo so, certo. Per stirare, se noi altri uomini ci stiriamo così, se stirano la coda. Per fare copa, stirava la coda.
Oh, ma quale erbetta? Si andiva a mangiare il pastone che tu preparato. Sì, niente, non era che ci smuori in erbe. Scende da sotto, piglia la porca, mette in lappa, attacca la zampa, attacca la non, tagliano in lappa, tira la vetta, lappa non parte, tira la vetta, lappa non parte, tira la vetta. Ma che tarantella, scusi! Ma che facciamo, la tarantella ogni volta? È per farci capire. Ho capito i movimenti che faceva, però è una cosa motonoma, era una cosa proprio. Era una cosa di una motonomia che uno non ne poteva. Finalmente arriva di nuovo il suo compare già se andava aiuto, era sulle montagne, compare! Chiedo di lontano ci dice compare. Perché noi siciliani abbiamo sta capacità, non dico unica, ma veramente rara, non unica, ma rara di parlare senza parole. Questo è vero, gesticolare. Tutto chiaro, scusate, tutto chiaro. Ma ci stava, perché quello era il movimento. E allora quello di lontano ci dice, segnala come per dire accomodatevi. E tu piglia da porco, avviano porco, comandissimo. Che ha fatto? Ne sciucco perché non dà quindi l'animale diciamo che era già pronto. Ormai avrà pensato, ormai sono irresistibili, mi vengono a cercare chi sta vuole un bis. Sa cosa ha pensato il maiale? Dice, forse sono diventato charmant. Che è un'altra razza questa. Di che cosa? Di maiali. Ma che c'entra? Io che conosco le razze dei maiali. Cioè col fascino, affascinante. Ho capito, sì, certo. Che ci ha fatto troppo forte chi pensavo questo. Ha visto. Basta, acchiappa sta maiala, dumuzzucone in do cordo per chiarire le posizioni. Poi fece un porco un'altra volta. Che appena finiva era un porco, era svenuto proprio dalla fatica. Va bene. Ida disgraziata ancora era tutta idro morto e ida ancora tutta impipereggiata. Sì. Idro piglia la porca, diciamo anda a rizzetta, te viene qua. Mi pare che si sciollera. Viene qua, sciollera all'animale. È una forma nobile. Sì, conosciamo, sciollera la conosciamo. Sciollera. Mia nonna lo diceva molto spesso. Sciollera è una forma nobilitata di tappenare. Esatto. Tappenare è più terra. Le mie nonne erano due donne a modo, le signorine un po' più così le chiamavano sciollere. Sì, è vero. Chi è sciollera? La mette in da lappa, attaccano davanti, ci attacca la zampa, trasa in da lappa, tira la vetta, la lappa non parte, tira la vetta, la lappa non parte, tira la vetta, la lappa non parte, ci unghio avuto, quarto po', è partita, basta. E se ne tornava da masseria. La pigliava a maiala, la mise un'altra volta nei suoi alloggi. Sì, io a curcare stanco, morto, avvilito. Sono più stanco io di sentirla, guardi, sono più stanco io. Cosa avessi partecipato? L'indomani, quando ancora va a giornare, era terrorizzato al pensiero di tagliare sa maialina, se mangiava l'erba o se mangiava il pastone. Era tanto terrorizzato che non ebbe il coraggio, quando suonava a sveglia, di suo sirisino. Chiamavo gentilmente la sua signora. Eccoci. Guarda. Vedi la disgraziata da maiala, se appena se esce se mangia l'erbetta o se mangia il pastone. Fammi sto favore, e mentre sta lì dice magari una preghiera a Sant'Antonio di Porci che ne fa sto miracolo. Chi da creatura scenniu, se ne più un porteggio e tagliavano do zimmo e non ci dava notizie al marito, fino a quando un marito giustamente do letto ci disse, ehi, non mi tenere sulle spine, sta mangiando l'erbetta. Chi da salutavo ci sta quale erbetta? Sopra la lapa, che aspetta a te,